Anche quest'anno ormai sta diventando una tradizione, abbiamo presentato il rapporto annuale sulle libere professioni in Italia, è un rapporto promosso da Confprofessioni e alla terza edizione, il secondo ufficiale, c'è stato il numero 0 nel 2016, e anche quest'anno è molto ricco di informazioni, con una prima parte dedicata all'Europa, dove da un lato si evidenzia la continua crescita dei liberi professionisti anche negli altri paesi europei e con una presenza maggiore nei paesi con più alto PIL. In secondo luogo si fa vedere che la questione della mobilità europea è sempre stata un po' retorica, in realtà la mobilità di professionisti è limitatissima, circa 600.000 persone in 20 anni, lo 0,6-0,7% del totale dei liberi professionisti europei. La domanda perché, la risposta semplice, è che l'Unione Europea ha fallito in questi decenni nella omogeneizzazione e standardizzazione dei curricula. In secondo luogo, venendo ai dati nazionali, si evidenzia come nel tempo i liberi professionisti in Italia siano cresciuti molto, il 25% in 15 anni, il 15% negli ultimi 7 anni, raggiungendo quota 1.400.000 e siano l'unica componente dei lavoratori indipendenti che cresce, e cresce anche negli ultimi 3 anni. Cioè, chi pensava che fosse una sorta di rifugio peccatorio dei lavoratori dipendenti in difficoltà, oggi noi vediamo che la cosa sta andando diverso. Terzo elemento che interessa sottolineare è anche la crescita dei redditi. Per una volta i redditi crescono in maniera significativa, per carità è una fonte molto particolare, la SOSE, quella che cura il settore, però non c'è nessuna ragione per non pensare che i dati SOSE siano quantomeno comparabili all'universo, non spesso magari ma come linea di tendenza non si vede perché non debbano dare una buona indicazione. Bene, questi numeri a livello medio del totale dei professionisti mostrano 3 anni di crescita, con molte professioni che superano quota dell'8, cioè il massimo storico possibile. Un altro dato, chiudo, che può essere utile, riguarda un sondaggio che questa professione ha realizzato nell'estate del 2018, quindi prestissimo, più di quello che si fa, e che fa vedere in modo evidentissimo da un lato l'orgoglio professionale e l'orgoglio di essere libero professionista, quindi la necessità di tenere insieme momento confederale e momento categoriale all'interno del mondo delle professioni, con cifre elevatissime sempre superiori all'80-85% dell'universo, e in secondo luogo un'attesa fortissima verso la politica che si ritiene trascuri i liberi professionisti e non tenga conto delle sue esigenze. Qualche tempo fa, chiacchierando, mi parlava di una bolla che potrebbe scoppiare. Devono preoccuparsi i professionisti, e a che stato è questa bolla? La bolla è sempre un problema, nel senso che è sempre lì come i vulcani, no? Che tutti ogni mattina guardano il pinnacolo di fumo se è aumentato o diminuito. Tuttavia, per il momento, in qualche misura, i segnali sono di rallentamento ma non di crisi acuta. Quindi l'idea che l'economia internazionale, l'economia mondiale, stia frenando è un'idea ormai che si è campata in incertezza, e i dati anche relativi all'Italia lo confermano. Tuttavia non c'è al momento alcuna evidenza che questo rallentamento si traduca in un clash come fu quello del 2008 e quello del 2011. Quindi continuiamo a guardare il pinnacolo e i segnali di